Abbattere i 30 chilometri di distanza che separano gli ospedali di Padova e Mestre, creando una centrale di trapianto metropolitano per le cellule staminali. È il programma che ha unito l'azienda ospedaliera di Padova con l'ULSS 3 Serenissima, mettendo in rete unità cliniche e unità funzionali collegate che afferiscono a strutture sanitarie differenti, ma creano un unico sistema assistenziale. Vuol dire creare un'unica struttura organizzativa. Dopo i trapianti verranno fatti sia a Padova che a Mestre, ma sono quindi sotto un'unica gestione organizzativa dove la direttrice è la dottoressa Schert, col personale quindi che è Padova e Mestre, che si interfaccia periodicamente, giornalmente, quindi nella gestione dei pazienti. Questo programma tra i due centri di trapianto di Padova e Mestre serve principalmente a soddisfare le esigenze dei pazienti che altrimenti sarebbero stati presi in carico in altre regioni. Serve anche, però, a condividere l'esperienza e ad ampliare la ricerca di donatori. La collaborazione assicura inoltre una migliore gestione dei pazienti fragili. Bene per i pazienti perché appunto come dicevo non sono più costretti a recarsi fuori dal Veneto. Vi posso dire che mi è capitato più di qualche volta di qualche paziente che doveva fare il trapianto allogenico come terapia salvavita proprio, quindi si intende che se uno lo fa muore, che ha rinunciato per motivi familiari perché non aveva un familiare che poteva assisterlo per i 3 mesi vicino a casa. Ora in totale i posti letto a disposizione per i trapianti sono 13, con una media di trapianti da eseguire in un anno di circa 90. Il primo trapianto allogenico, ovvero da un altro paziente a Padova, è stato fatto il 28 settembre di quest'anno, il quarto nelle scorse ore, mentre sono stati 50 gli autotrapianti.